Benvenuti e ben ritrovati. Oggi è sabato 17 gennaio 2026. Il sole sorge alle 7.35 e tramonta alle 17.06, la luna si leva alle 6.33 e cala alle 13.56. Oggi si celebra Sant'Antonio Abate. Il nome Antonio è di origine etrusca e significa colui che affronta e combatte. Oggi, il 17 gennaio, si celebra il World Pizza Day, la giornata internazionale della pizza italiana. La data coincide con la festa di Sant'Antonio Abate, eremita e fondatore del monachesimo cristiano. Sant'Antonio è anche il patrono dei fuochi e di tutte le professioni che usano il fuoco, inclusi pizzaioli e fornai. Questa giornata mondiale viene celebrata ogni anno con grandi festeggiamenti, eventi e incontri che coinvolgono esperti e pizzaioli di tutto il mondo. Auguri al grande attore Jim Carrey che compie oggi 64 anni. Noto per le sue doti comiche e mimiche, ha interpretato film di successo come The Mask, Il Grinch e Una settimana da Dio. Ha dimostrato anche la sua versatilità in film drammatici come The Truman Show e Se mi lasci ti cancello. Nel 2023 ha invece annunciato di volersi ritirare dalla recitazione e di volersi dedicare ad altri progetti come la pittura e la musica. Il suo ultimo film, Sonic il film 3, è uscito nelle sale lo scorso anno. Auguri anche a Michelle Obama per i suoi 62 anni. Moglie del 44esimo presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, è stata la prima First Lady afroamericana della storia. Michelle si è distinta per il suo impegno sociale, educativo e ambientale promuovendo varie iniziative. Ha pubblicato nel 2018 la sua autobiografia Becoming, che ha venduto oltre 10 milioni di copie in tutto il mondo e che è stata adattata in un documentario per Netflix. Infine facciamo gli auguri anche alla showgirl Costanza Caracciolo, nata a Lentini 36 anni fa. Ha iniziato la sua carriera come modella partecipando a diversi concorsi di bellezza e nel 2008 ha vinto il programma Veline, diventando la velina bionda di Striscia la Notizia insieme a Federica Nargi. Ha partecipato anche a vari programmi televisivi come Le Nuove Mostre, Pechino Express, Fuochi e Fiamme, Celebrities e Tiki Taka. È sposata dal 2019 con l'ex calciatore Christian Vieri, con cui ha 2 figlie, Stella e Isabel. Il 17 gennaio del 1929 debutta il marinaio più famoso dei fumetti, Popeye, il nostro braccio di ferro. Il celebre personaggio nasce dalla matita di Elsie Segar, famoso mangiatore di spinaci che gli donano una forza straordinaria, contribuisce a migliorare le abitudini alimentari dei bambini americani. Oltre a numerose serie di cartoni animati, nel 1980 Braccio di Ferro ispira un film diretto da Robert Altman, con protagonista un giovanissimo Robin Williams. La Sicilia era il granaio di Roma e per questo è anche la patria della pasta, in particolare degli spaghetti. Gli storici ne individuano l'origine a Trabia, in provincia di Palermo, e si diffusero già dall'anno 1000 grazie agli arabi che la dominavano. Buon fine settimana ai 12, questo sabato si apre con un cielo pulito e pieno di aspetti belli. Solo Giove, in opposizione dal cancro a tutta la compagine planetaria ancora in Capricorno, pretende molto e alza l'asticella delle aspettative. Venere intanto si prepara a essere più fantasiosa, tuffandosi in Acquario. Ariete, per voi oggi la giornata potrebbe essere molto piacevole proprio perché avete dedicato una settimana a fare i giochi funambolici per mettere a posto tutto e adesso è giusto che vi godiate un weekend d'amore e di passione. Marte e Mercurio sono assolutamente d'accordo, ma anche Venere e Sole. Toro, ancora quest'ultimo weekend i pianeti sono con voi e soprattutto spingono quell'Urano a migliorare, a andare avanti, a fare, a dire, a provare, a sperimentare. I Toro, come non si sono mai visti, si godono un weekend decisamente eccezionale. Gemelli, Mercurio oggi è proprio agguerrito, congiunto a Marte e opposto a Giove. E sono parole piene di aspettative, sono pensieri che nutrono la voglia di essere compensati, di vedere la realtà degli sforzi fatti. Per questo arriva la Luna a dirvi che probabilmente avete proprio indovinato, ma questo accade in serata.
Leone, la vostra giornata oggi si carica di un sole congiunto a Venere fortissimo che vi traghetta un po' nella romanticità, una dolce domenica di deposizione di armi e di una certa serenità conquistata e riconquistata. Vergine, tutti i pianeti in Capricorno sembrano comunque volervi dire prima di scivolare in Acquario che le vostre decisioni sono quelle giuste e che per tempo siete riusciti a trovare la strategia adatta, ma soprattutto e anche in amore a godere di un weekend magico e pieno di calore. Quindi iniziate da oggi e soprattutto non perdete tempo. Bilancia, la vostra giornata oggi in questo weekend inizia all'insegna dell'amore. Sole congiunto a Venere vi portano in una dimensione nuova, una dimensione con il partner più serena e più disposta a vivere i sentimenti, lontano dal lavoro e dai soliti pensieri che vi rovellano un po'. Oggi il partner sarà contento delle dediche che gli rivolgerete. Scorpione, una giornata oggi molto piacevole. I pianeti in Capricorno vi danno una scadenza, vi danno quest'ultimo weekend di contento prima di scivolare in Acquario e di iniziare le loro quadrature, un weekend quindi da non perdere, da dedicare all'amore e da aggiungere soprattutto a tutta una serie di conquiste di un periodo che decisamente è ripresa e risalita. Sagittario, per voi oggi è una giornata con una luna che mette a fuoco le problematiche. Una luna ancora disturbata, una qualche delusione probabilmente, e poi parlerete con il partner, qualcuno vi ha deluso o forse dovete ritarare un po' la strategia economica. Capricorno, la luna oggi nei vostri gradi è un po' incerta perché si apre in mattinata con una quadratura ancora con Nettuno, un po' sentenzioso, come se qualcosa non va. Decisamente migliora la serata quando sentirete un pieno di energia e soprattutto riuscirete anche a realizzare qualche fantasia. Acquario, a proposito di fantasia, qualcosa vi sussurra nell'orecchio, una sensazione intuitiva forte, oggi sarà veramente preziosa. Oggi sono fortunatissimi gli incontri per i single, mentre invece per chi è in coppia aggiunge il brio alla routine. Pesci, la luna disturba un po' il vostro pianeta Nettuno e oggi vi confonde un po' in mattinata, in serata promette di farsi perdonare, di liberarvi un po'. Come da bravi pesci l'attitudine vuole, la fuga oggi è sicuramente lo strumento migliore per rimanere in intimità col partner. Il 17 gennaio del 1988 su Canale 5 viene trasmessa la prima puntata di Casa Vianello, la sitcom che racconta le vicende di due coniugi, Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. L'ultima puntata sarà mandata in onda nel 2007 dopo 16 stagioni e 337 puntate. Con una durata di 19 anni è la più lunga serie mai prodotta in Italia. Ogni episodio si chiude con la celebre frase di Sandra Mondaini: "Che noia, che barba, che noia". L'espressione "questioni di lana caprina" significa discutere di argomenti inutili, futili e di scarsa importanza. L'origine risale al poeta latino Orazio, il quale utilizzava questa frase ironizzando su coloro che perdevano tempo a litigare sulla lana delle capre. Tale materiale era infatti considerato scadente e senza valore e oggi utilizziamo questo modo di dire per sottolineare appunto la futilità di certi dibattiti o eccessiva pignoleria, ad esempio dicendo: "Non perdiamo tempo in questioni di lana caprina, andiamo al sodo". Yolanda Cristina Gigliotti, nota come Dalida, fu una cantante di grande successo la cui vita fu segnata da drammi personali e sventure. Il primo evento tragico risale al 1967, quando il suo compagno Luigi Tenco si suicidò dopo l'eliminazione del loro brano da Sanremo. Pochi anni dopo anche il suo ex marito morì suicida. La sfortuna continuò però quando, dopo 9 anni, anche il suo successivo amore, Richard Chanfrey, la lasciò e si tolse la vita. Consumata dalla sofferenza, Dalida si suicidò nella notte del 3 maggio 1987, lasciando un biglietto con la frase: "La vita mia è insopportabile, perdonatemi". Ci salutiamo anche oggi con la nostra amatissima frase del giorno. Ho attraversato la vita senza guardarla, so cos'è la mia vita. Il pubblico è mio marito, le canzoni sono i miei figli.
E con questo si conclude la puntata di oggi dell'Almanacco che ci accompagna sempre verso l'inizio di un nuovo giorno assieme. Buon weekend e buona giornata dalla vostra Jaira.